E così ho la voce un po' rauca, Gigi. Non è un bel periodo questo, ma non potevo mancare di salutarti dopo un anno, senza di te fisicamente, ma in punta di piedi, con delicatezza, come tu ci hai insegnato. E allora, cosa poterti dire, Gigi? Nel frattempo che tu sei andato via, i tuoi ragazzi hanno lavorato tanto. Ranieri ha dato un bel lavoro, ma ora ha lasciato per salvare un'altra squadra. Davide Nicola, l'allenatore, sta facendo tantissimo. Gigi, devi vedere cosa sta facendo. Sarai contento. Questi ragazzi stanno dando l'anima, non solo per te, per il tuo ricordo, ma anche per la squadra che tu hai tanto amato. Ora tu sei con gli altri calciatori che ti starai divertendo e sganasciando dalle risate, e magari ti starai anche un po' preoccupando. Che fine farà il Cagliari? E questi ragazzi stanno portando avanti la fiamma rosso-blu che tu hai acceso tanto tempo fa. E certo lo sai che ci saranno sempre comunque qualche sfogo, qualche leggerissima critica, ma è più che normale, Gigi, lo sai anche tu. Il mondo del calcio è questo, ma tu per noi sarai sempre rombo di tuo.